canto numero 209. Nei cieli un grido risuonò, Cristo Signore trionfò, alleluia, 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 morte e patigia, ora il suo cielo alleluia, 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 alleluia. Cristo ravito a noi, alleluia. Noi risorgiamo insieme a Lui, alleluia. Alleluia, alleluia, gloria alla Santa oh, per l'eternità, alleluia, 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 alleluia. Nel nome del Padre, del Spirito Santo, a tutti voi un augurio, Signore sia con tutti voi. Miei fratelli e sorelle, oggi benvenuti innanzitutto a questa cerimonia. Un bel augurio di Pasqua felice del Signore risorto. La Pasqua è la festa di tutti i battezzati, di tutti i figli della Chiesa. Come scrive Paolo, siamo stati sepolti con Cristo Gesù nella sua morte e con Lui siamo risorti a vita nuova. Oggi, con tutta la Chiesa, noi celebriamo questo grande mistero, che è un mistero di amore e di risurrezione, con il quale Gesù ci ha meritato e la riconciliazione con il Padre. E allora, che ci vuole bene, ci doni la sua pace e la sua grazia. Signore, nostra pace, Kyrie eleison, Cristo nostra Pasqua, Christe eleison, Signore, nostra vita, Kyrie eleison, Dio abbia misericordia, peccati ci conduca alla vita. Gloria a Dio nell'alto dei cieli, pace in terra agli uomini. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, Signore Dio, Re del cielo, Dio, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo.
nostra supplica, tu che siedi alla destra del Padre, noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria. O Padre, che in questo giorno hai visto il passaggio alla vita eterna, noi che celebriamo l'onore del Signore di rinascere rinnovati dal tuo Spirito per il nostro Signore Gesù Cristo, regna con te nell'unità dello Spirito Santo i secoli. Agli Atti degli Apostoli. In quei giorni Pietro prese la parola e disse: voi sapete ciò che è accaduto in tutta la Giudea. Dopo il battesimo, cioè come Dio santo e potenza Gesù di Nazaret, il quale passò beneficando e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui. E noi siamo testimoni di tutte le cose da lui compiute nella regione dei Giudei e in Gerusalemme. Essi lo uccisero appendendolo a una croce, ma Dio lo ha risuscitato e manifestasse, non a tutto il popolo, ma a testimoni prescelti da Dio, a noi che abbiamo con lui dopo la sua risurrezione dei morti, e ci ha dato al popolo e di testimoniare che egli è il giudice dei vivi e dei morti, costituito da Dio. A lui tutti i profeti danno questa testimonianza. Chiunque crede in lui riceve il perdono per me. Parola di Dio. Questo è il giorno che ha fatto il Signore ed esultiamo insieme. Questo è il giorno che ha fatto il Signore, rallegriamoci ed esultiamo. Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è dica il suo amore è per sempre. Questo è il giorno che ha fatto il Signore, rallegriamoci ed esultiamo. La destra del Signore si è innalzata, la destra del Signore ha fatto proteste, non morirò vita e annuncerò le opere del Signore. Questo è il giorno che ha fatto il Signore, rallegriamoci ed esultiamo. La pietra scartata dai costi
è divenuta la pietra d'angolo. Questo è stato una meraviglia ai nostri occhi. Questo è il giorno che ha fatto il Signore, rallegri ed esultiamo. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi. Fratelli, se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove è Cristo seduto alla destra di Dio. Rivolgete il pensiero alle cose di lassù, non a quelle della terra. Infatti siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo. Quando Cristo, vostra vita, sarà manifestato, allora anche voi apparirete di Dio. Insieme la sequenza, io la prima, parli la seconda. Alla vittima pasquale si innalzi oggi il sacrificio di lode, l'agnello legge, l'innocente ha riconciliato noi. Vita si sono affrontate in un prodigioso duello. Signore della vita era morto, ma ora vivo. Contaci Maria, che hai visto sulla via gli angeli suoi testimoni, il sudario e le sue vesti. Cristo, mia speranza, è risorto e vi precede in... Sì, ne siamo certi. Cristo è davvero risorto. Tu, Re glorioso, abbi pietà di noi. Alleluia, alleluia, alleluia. Cristo, nostra Pasqua, è stato immolato. Facciamo festa nel Signore. Alleluia. Alleluia, alleluia. Signore, voi dal Vangelo secondo Giovanni. Il primo giorno della settimana Maria di Magdala si mattino, quando era ancora e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro, corse dall'altro discepolo, Giovanni, quello che Gesù amava, e disse loro: hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto. Insieme all'altro carro correvano insieme tutti, e due corse più veloce di Pietro, primo al sepolcro, vide i teli posati là. Giunse in Simone, seguiva il sepolcro e osservò i teli posati là e il sudario che era stato sul suo capo, non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro per primo al sepolcro e
doveva risorgere dai morti. Parola, re. E sorelle, a tutti voi una buona e santa Pasqua del Signore. Celebriamo questa, la più grande della nostra fede. Gesù è la festa che di grandezza e di bellezza, la storia della Chiesa, e insieme ci stare in profondità del Cristo risorto, che la Chiesa oggi annuncia e testimonia con tanta è il fondamento della nostra fede, e insieme tutto della nostra speranza. È proprio così. Gesù risorto è la nostra. E Paolo arriva, se lui è risorto, anche risorgeremo con lui. Questa singolare certezza. Il centrale della fede e della testimonianza degli apostoli, e questa testimonianza è a noi. Per questo siamo a ricordare oggi Gesù risorto. Per essere apostoli di Gesù bisognava essere testimoni, e così è avvenuto quando gli apostoli dovettero scegliere uno che presto del traditore. Scelsero Mattia, e Mattia era uno dei primi che ha avuto Gesù. Della sua risurrezione. Al tramonto di quel primo venerdì santo aprile dell'anno 30, la morte va aver finito per sempre la storia con questo Gesù che ci aveva il volto del Padre, la misericordia del Padre. Ma ecco, il 9 aprile la parica, una donna, Maria Maddalena, non può contenere il tempo, sola si mette in cammino sepolcro, amava colui che l'aveva da 7 volte il Vangelo. Ed ecco la sorpresa: Maddalena, sepolcro è aperto, la pietra, quella pietra che rotolavano sulla della parete, tutto il defunto sepolcro, smarrita, corre da cerca Pietro e Giovanni, dire loro che cosa è successo. Hanno portato via il corpo del Signore e non sappiamo dove l'hanno posto. Pietro e Giovanni mettono per strada, di correre a vedere, e trovano proprio quello che Maddalena
aveva loro raccontato, il sepolcro era vuoto. L'unica cosa che ricordava Gesù erano le bende per terra, e c'è qualcosa in più, quel velo che copre il Signore ben piegato. I due, Pietro che per primo entra nel sepolcro, contento il silenzio di ma non capisce che cosa può essere avvenuto. Rimane interdetto. Anche Giovanni entra, però Giovanni cosa in più. Giovanni crede Gesù è vivo. Entrambi gli apostoli dicono, i Vangeli non avevano ancora capito quello che lui va a risorgere dai morti. Gesù, dai racconti del Vangelo, apparendo sui la verità, presenza della sua risurrezione, ed è questa concreta la comunità cristiana. Gli apostoli pauriti, scombinati, Signore, ora diventano testimoni con autorevole la loro testimone su Pietro, il povero Pietro, sconfitto dalla paura, venuto a traditore quella notte, i sacerdoti, ora è lui, un povero pescatore di Galilea, lui di Gesù risorto, Gesù per tutti. Abbiamo sentito la prima lettura, la testimonianza di Gesù. Noi siamo testimoni, cose da lui compiute nella regione dei Giudei e in Gerusalemme. Essi lo uccisero, sì, appendendolo alla croce, ma Dio risuscitato il terzo giorno e volle che apparisse non a tutto il popolo, prescelti a noi, i discepoli, che abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la risurrezione. Io domando a voi, morirete di questa di Pietro, il quale tutti i profeti non ho ragione, dice lui, perdono nel suo nome. Gesù è strappato. Lui ha dato la sua vita per noi, è morto per redimere il nostro peccato e per la gioia di sentire il amico della vita. La morte è stata vinta e non ha più potere su di lui, ma anche molto.
abbiamo sì ancora paura di questo mostro, però la morte, dopo che gesta, è diventata una porta, produce della vita nuova di miei fratelli. La Pasqua che stiamo celebrando sia per tutti noi un programma di vita nuova, sia veramente rinnovata nel Signore risorto, e anche risorto dolce la sua pace pasquale, una pace vera, una pace vera, fuori e arrivi a tutti gli come un dono lungamente a tutto in questo tempo. Il mondo sopravvivono a una guerra terribile, cruda e ingiusta. Diamo pace per loro e chiediamo anche per i signori la sua pace. Professiamo idea con l'azione apostolica. Io credo è in Gesù Cristo, Dio nostro, sì, qua vivo di Spirito Santo, acque da Maria Vergine, patisse, morire, fu sepolto, discendere in terzo giorno. La comunione e ai fratelli e sorelle, Cristo e vive per sempre. Chiediamo del Signore Gesù, testimoniati, trasformati, lenti, e il mondo. Diciamo, Signore, ascoltaci. Signore, ascoltaci. Per la Chiesa, annunci al mondo con gioia e gratitudine la risurrezione del Signore e il suo convincente e accolto. Preghiamo. Per coloro che sono posti al bene comune, sappiano riconoscere i bisogni di coloro che sono più aiuti materiali. Preghiamo. Per i cristiani che dubitano e per gli increduli, la festa di Pasqua susciti nei loro cuori il desiderio di avvicinarsi al Signore per comprendere che non c'è altro in cui si può essere. Preghiamo. Per noi qui alla Pasqua del Signore abbiamo costera comunità fraterna di fede e di carità. Preghiamo. Risurrezione del tuo Figlio conferma la nostra vita nuova dato per noi, per Cristo
Cristo nostro Signore. Amen. Benedetto sei tu, Signore Dio, per la tua bontà abbiamo pane, del lavoro dell'uomo lo presentiamo a te, perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei, dalla tua bontà abbiamo ricevuto il frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Diamo a te perché diventi per noi bevanda di vita e benedico il nostro sacrificio, compie dinanzi a te. Pregate, fratelli, questa nostra famiglia, Spirito Santo, nel nome di Cristo, gradito a Dio Padre Onnipotente. Esultanti per la gioia pasquale, ti offriamo, Signore, questo sacrificio nel quale mirabilmente e si nutre la tua. Per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi, i nostri cuori, del Signore nostro Dio. Veramente la giusta nostro salvezza sempre la tua gloria. In questo giorno nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato, il vero agnello tolto i peccati, ha distrutto la morte, a noi la vita. Per questo mistero della pienezza della gioia, l'umanità esulta sotto le schiere degli angeli santi, proclamando insieme la tua gloria. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna dei cieli, Osanna, Osanna nella cieli. Viene nel nome Signore. Osanna, Osanna nei cieli, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli.
veramente Sante, fonte di ogni santità, ti preghiamo, santificati con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi anche del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spose, prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto per voi. Allora, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli, e bevetene tutti, calice del mio sangue, nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, il pane della vita, il calice della salvezza, ti rendiamo alla tua presenza a compiere il servizio. Ti preghiamo umilmente per la comunità di Cristo, Dio Santo, ci riunisca in un solo corpo, Padre della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno glorioso della risurrezione di Cristo Gesù nel suo vero corpo. Rendila questa tua Chiesa perfetta nella in unità Papa Francesco, nostro Vescovo, Andrea, presbiteri, diaconi, tutte le persone consacrate, tutte le famiglie cristiane, tutto il popolo santo. Ricorda a fratelli e sorelle, addormentati nella speranza della risurrezione. Ricordati di tutti i nostri defunti, ammettili alla luce del tuo. Noi tu ti abbi misericordia, parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli apostoli, i martiri e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e canteremo la tua. Con Cristo e in Cristo, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. E ora siamo in adorato Gesù, la salvezza. Padre nostro, che sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane e rimetti a noi i nostri debiti, ma liberaci dal Signore da tutti i mali. Concedici ai nostri giorni, con l'aiuto della tua misericordia,
vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri che si compia la mia Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, la mia. Non guardare i nostri peccati, ma la fede nella tua Chiesa. Donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni. La pace del Signore sia con tutti voi. Diamoci un segno. Agnello di Dio, che toglie L'agnello dico colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla dell'agnello. Corpo e sangue di Cristo mi guardino per la vita. Canto numero 20. Alleluia, 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 Santo Domini, viva fede Domini, enti e fatti liberi. Alleluia, 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 alleluia. Il giorno col sabato, le donne meste trepide al suo sepolcro accorrono. Alleluia, 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 alleluia. Dal cielo scende un angelo splendente come la grande pietra rotola. Alleluia, alleluia, alleluia. Non lutto, non lacrime, dal
Alleluia, alleluia, alleluia. Dinanzi a lui prostriamo, la gioia intoni il cantico, durerà nei secoli. Alleluia, 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 alleluia. Preghiamo. Proteggi sempre la tua Chiesa, Dio, con l'inesauribile, perché vada dai sacramenti pasquali giunga della risurrezione. Pasqua c'è una benedizione solenne. Pasqua, Dio Onnipotente vi benedica, misericordia vi difenda da ogni insidia del male. Amen. Dio che vi rinnova per la vita eterna nella risurrezione del Figlio unigenito,
vi conceda il premio dell'immortalità futura. Amen. Voi che dopo giorni della passione del Signore celebrate nella gioia, possiate giungere con animo esultante alla festa senza fine. E la benedizione di Dio Onnipotente, Misericordioso, Figlio e Spirito scenda su di voi, con voi rimanga. Avvisi oggi le messe come tutte le domeniche, il lunedì dell'Angelo, secondo l'orario festivo, ma solo al 5 aprile, primo venerdì del mese, ci sarà l'adorazione eucaristica alle ore 9 giorno. Domenica 7 aprile, domenica in Albis e festa della Divina Misericordia, vi sarà la missione e collette delle messe serviranno per quelle. E poi godiamo con un augurio noi per noi. Signore ci dia una bella Pasqua nella sua pace, perché realmente abbiamo bisogno. A tutti, Signore. Canto 115. Cristo risuscita, Cristo si cede, Cristo si gloria al Signore, canta del regno Cristo si rioni al Signore, noi risorto in te, Dio adore, Signore, Cristo si celebri, Cristo si adora.